giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Non hanno tardato a manifestarsi i primi effetti del decreto governativo in vigore da oggi e per un mese relativamente al trasporto pubblico locale. La capienza dimezzata negli autobus, nei vaporetti, nei tram e nei treni regionali destinati ai pendolari ha già creato disagi e malumori questa mattina. Alle ore 6 la corsa della linea 80 da Sottomarina a Venezia, allestita da Arriva Veneto, ha smesso di caricare passeggeri già alla quinta fermata, l'ultima di Viale Mediterraneo nei pressi dell'ospedale, lasciando così a terra 15 utenti. A supportare il lavoro dell'autista a bordo c'era anche una guardia giurata. Anche le corse successive, le più utilizzate dai lavoratori che si recano a Venezia, a Mestre e a Marghera, hanno visto lo stesso copione, con passeggeri lasciati a terra e arrivati in ritardo al lavoro. Durante le ultime 2 settimane, come nelle 2 precedenti, il territorio dell'Ustre Serenissima ha visto raddoppiare i casi di positività e i ricoverati con patologie connesse al Covid-19. Lo ha detto, dati alla mano, il direttore generale Giuseppe Dalben nel corso della conferenza stampa tenuta stamane a distanza dagli uffici di Mestre. Sono poco meno di 4.500 i positivi ora in questa fascia metropolitana, dei quali 193 ricoverati e 17 in terapia intensiva, cioè il 9% del totale. In isolamento domiciliare sono state poste 6.082 persone. La curva dei contagi si sta impennando a partire da fine agosto, ma il balzo decisivo è avvenuto da inizio ottobre. Ora il numero dei ricoveri si sta avvicinando ai dati di fine marzo e inizio aprile. Secondo i dati forniti dal direttore generale, 10 sono le persone positive ricoverate all'ospedale di Chioggia, nessuna di esse in terapia intensiva e con una media di 74 anni di età. 7 invece gli studenti delle scuole chioggiotte che hanno manifestato la positività al virus. I posti letto in terapia intensiva disponibili nel territorio dell'ULSS sono 71, dei quali 17 utilizzati per pazienti Covid, 41 per altre situazioni e 13 attualmente liberi. Ma nel fine settimana ne verranno approntati altri al Covid Hospital di Dolo, il quale cerca di mantenere operative le altre funzionalità. Dalben garantisce la continuazione delle attività chirurgica, ginecologica e per adesso anche quella ostetrica. L'USTRE sta monitorando con molta attenzione l'evolversi nelle case di riposo, dove ora sono 146 gli ospiti positivi nelle strutture, 12 ricoverati e 87 gli operatori contagiati. La situazione attuale, dice Dalben, ancora non preoccupa. I tamponi applicati sono 1500-1700 al giorno, ieri anche 2200, e la risposta arriva entro 24-36 ore. Quel che preoccupa i dirigenti dell'ULSS è l'età media dei ricoverati, specie in terapia intensiva, ovvero 64 anni. Non certo alta è anche l'età media dei positivi che sono in stato di isolamento domiciliare. La media recita 48 anni, quando a marzo stazionava attorno a 56. I positivi sono al 68% del tutto asintomatici, oligosintomatici al 25%, con mal di gola o febbre modesta o raffreddore. Solo il 2% sono casi giudicati severi. In base ai dati e alle proiezioni, l'obiettivo della Regione è curare le persone a domicilio nelle residenze per anziani. Siamo pronti con la continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica, conclude Dalben, perché la battaglia si vince solo nel territorio. Invitiamo quindi a non recarsi a pronto soccorso al primo insorgere di alcuni sintomi, bensì a contattare il proprio medico di medicina generale che valuta caso per caso. Gli ospedali comunque si stanno preparando al picco, previsto per la metà del mese.
preso il via stamane all'Auditorium di Calle San Nicolò a Chioggia il masterclass di commedia dell'arte officiato dai maestri Carlo Boso ed Eleonora Fuser per 8 attori giovani e meno giovani da Chioggia e dal Veneto, ma anche un francese giunto per l'occasione. L'iniziativa, organizzata assieme all'Accademia Internazionale delle Arti dello Spettacolo di Versailles, diretta dallo stesso Boso, prevede corsi intensivi di 8 ore lungo tutto il weekend fino a domenica 8 e si ripromette di essere la prima pietra verso la costruzione, anche a Chioggia, di un centro di formazione permanente per il teatro, specificamente votato alla commedia dell'arte, che da Goldoni a Molière figura da sempre nei repertori delle maggiori compagnie locali. L'esperienza clodiense del grande drammaturgo veneziano e le origini familiari di Eleonora Duse, oltre alla disponibilità manifestata dal comune, hanno fatto propendere il maestro Boso per la scelta verso la Laguna Sud. In un dialogo stamane con Chioggia Azzurra ha anche fatto riferimento al carattere di contenitore fenomenale per la commedia dell'arte connaturato alla città, per come è strutturata, dove immediatamente ti riconosci con le persone. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni perché fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione degli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Pro Loco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante. Il centro antiviolenza civico donna del comune di Chioggia non si ferma di fronte all'emergenza sanitaria. Oltre a continuare nella sua regolare attività di sportello, accoglienza e consulenze psicologiche e legali rivolte alle donne vittime di violenza, spiega l'assessora alle pari opportunità Jenny Cavazzana, esso offre alcune iniziative in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ringrazio tutto il personale del centro che vi lavora con dedizione e grande impegno. Si tratta di un ciclo di 3 incontri formativi online dal titolo 3 sguardi sulla violenza, che avrà luogo nelle date del 18 e 27 novembre e 4 dicembre dalle ore 9:30 alle 12, rivolti a tutte le figure professionali che nel proprio lavoro possono incontrare situazioni di violenza vissute da donne e da minori, con relatrici di livello nazionale che parleranno di tutela, violenza assistita, procedimenti civili. Un evento aperto non solo agli addetti ai lavori, ma anche all'intera cittadinanza. Sarà invece mercoledì 25 novembre alle ore 18 in diretta a Facebook alla pagina Civico Donna Chioggia, con la presentazione del libro Io sono mia, Donne e centri antiviolenza, storie di rinascita. In collegamento l'autore Luca Martini, che tratterà gli argomenti connessi alle attività dei centri in questione, non ultima l'identificazione delle caratteristiche comuni a molte delle vittime che vi si rivolgono. Martini percorre un'indagine in diverse regioni per comprendere queste realtà attraverso le parole delle sopravvissute e delle operatrici che le hanno accompagnate in percorsi di rinascita e ritorno alla vita. Tuttavia, secondo l'autore, sono ancora deboli la considerazione politica e la presa di coscienza collettiva attorno al problema della violenza contro le donne, che è poi la manifestazione più brutale di una secolare sottocultura di dominanza patriarcale.
È stata davvero straordinaria la prima seduta del Consiglio Comunale di Venezia dopo l'insediamento, soprattutto perché virtuale, come è inevitabile in questo momento. Ma la distanza fisica tra le persone non ha impedito di riaccendere il conflitto tra maggioranza e opposizioni, riportando le relazioni istituzionali ai minimi termini, così come erano state lasciate sul finire della scorsa consigliatura. Al centro della movimentata seduta è lo sviluppo dell'area dei Pili e l'inchiesta giornalistica che ha portato alla luce lo scambio di mail tra il vice capo di gabinetto del sindaco, Derek Donadini, fino al 2015 coinvolto nella società Porta di Venezia, collegata al gruppo Umana di Brugnaro, che ha comprato quei terreni nel 2005, e i rappresentanti del magnate di Singapore Ching, interessato all'acquisto e alla rivalutazione di quegli spazi. Proprio il possibile drastico aumento di cubatura previsto dal faraonico progetto in questione solleva alcuni interrogativi tra i banchi della minoranza. Per le opposizioni si tratta di tutelare l'onorabilità del Comune di Venezia. L'ipotesi di una trattativa sottobanco che prevedeva l'aumento dei piani di cubatura deve essere smentita, dichiara Gianfranco Bettin di Venezia Verde Progressista. Vogliamo sapere se l'amministrazione intende procedere per calunnia. Per Monica Sambo del PD, stando alle rilevazioni giornalistiche, sarebbe Donadini a dire di aumentare l'indice di edificabilità dell'area prima che venisse costituito il blind trust delle società del sindaco. Gasparinetti di Terra e Acqua chiede rassicurazioni quanto all'eventuale relazione tra la vendita dei palazzi Donà e Poerio di proprietà comunale e l'operazione Pili, mentre Martini, di Tutta la città insieme, chiede a Brugnaro come intende, da proprietario dell'area e come sindaco, garantire la sicurezza della salute dei suoi cittadini. La replica del sindaco è lunga e articolata e testimonia la visione diametralmente opposta della res pubblica rispetto all'opposizione. Il patron della Reyer fa quadrato attorno al suo staff, così come i consiglieri di maggioranza e gli assessori si compattano al primo cittadino, rivendicando il luogo dell'amministrazione in fare in modo che i privati si mettano a disposizione della città. Il sindaco dichiara di conoscere personalmente Ching e spera che sia ancora interessato a fare affari a Venezia. L'inchiesta giornalistica sui Pili viene invece derubricata a chiacchiericcio, mentre Donadini ha solo ricevuto delle email e il suo lavoro. Nessuna risposta quanto all'eventualità di querela. L'articolo continua nel blog Venezia Moderna.